Entonces, Entonces me quedo. He decidido aceptar la beca, prolongar la estancia y también encontrar un trabajo, ¿eh? a ver, perdona, y todo lo que lloraste, y que Venecia es una mierda, y que los de Venecia me tratan como una turista, o sea, ¿qué pasó? No sé qué quieres que te diga, me he acostumbrado. También he aprendido a contestar como ellos. Es más, yo también los odio a los turistas, ¿eh? El otro día había una familia de españoles che occupavano tutta la calle. Oh Gloria, visto che ci sei campagnotti, ne dà ma con qualche robo che non siamo buoni. Ah, Hola. no, ti sei spagnolo anche a te. Però al manco non ti sei francese perché i francesi mi stanno ancora più sul cazzo. Arrivo. Un momentito. Ragazzi, ve l'ho spiegato 100 volte. Prendo il tubo, lo metto nel buco e poi spingi. Come avevo detto io. Aquí estoy, disculpa. Perdona, ¿pero esa era mala? Sí. Entonces... Que no. Se acabó, no hay nada nuevo. Pero somos amigos. Le quiero bien, es muy simpático, ¿no? Muy simpático, o sea, ¿me equivoco o acaba de decirte que eres una campesina? Sí, pero esto es porque para los venecianos todo lo que hay al otro lado del Puente de la Libertad es campo y nada más que campo. De todas formas, Mala, Francesca y Pala, los conoces, se quedan en mi casa unos días, una semana, 2 semanas como máximo, porque están intentando encontrar casas juntos, así que le estoy ayudando un poquito. Coño, pero ¿cuánto tiempo uno se demora en encontrar casa en Venecia? Tú no tienes idea, es una pesadilla. Ahora te cuento lo que les ha pasado. Ecco qua ragazzi. Ah, Gloria, no. Dai palla che ti offro io. Cosa è? Calimozzo. Coca-Cola con vino rosso. Buono, no? Molto. Allora come va qua? Ma dai, bene. Adesso stiamo scrivendo l'annuncio, lo pubblichiamo e speriamo che qualcuno ci risponda. Mando? Sì, manda, dai, l'abbiamo letto 3000 volte. Pubblica. Mandata. Ven dai, pa' arriba, pa' abajo, pa' al centro y todo dentro. Non voglio vedere neanche una goccia che ne avete bisogno, eh? Gloria! Se arrivo. Oh, qua non ho risposto ancora nessuno però. Aspettiamo. Ma che aspettiamo? Datemi qua che cerco io. Quanto si te la più sentia? L'ho chiamata ieri ma non mi ha mai risposto. Ma tanto affitto ai turisti. Vabbè, ciao, cosa ti costa? Vabbè. Pronto? Pronto, zia? Ciao amore, dimmi. Ascolta, ti disturbo? Non è un bel momento, se Dio cominciare adesso a lavorare. Ti richiamo dopo. Fermo così, te ciamo con finio. No, già era una roba urgente, vero? No, assolutamente, zia. Vai tranquilla. Ecco, un bacio ora, ciao caro. Finito. Che mese devastante. Zia? Amore, scusa. No, ma hai già finito? Sì, guarda, pensavo di mettergli de manco, ma mi fa morire. Dimmi, cosa ti ga? Ascolta, sì, ti ricordi Mala, Fra e Lorenz? Ciò che mi ricordi, sta bene? Sì, no, tutto bene. Senti, siccome stiamo cercando nuovamente di vivere assieme, pensavamo che magari fosse disponibile uno dei tuoi appartamenti. Ciò non posso proprio. Mi piacerebbe aiutarti, ma ciò, ti capisci, le tasse, gli affitti che non arriva. Riesco mai appena a mettere via un fiare sky coi turisti. Guarda, mi piacerebbe proprio, ma non posso permettermelo. Sì, beh, immagino che non ti convenga. E va bene, dai, troveremo un'altra soluzione. Anzi, scusami. Figurati, ti ha fatto ben provare. Ciao, amore. Ciao. Ciao. Ciao.
Guardate, mentre voi non facevate un cazzo ho già preso 3 appuntamenti. Bene ragazzi, e infine questa è la cucina. Questa è la caldaia, questo è il forno, questa è la lavatrice, ceramiche di Cutrofiano, Wow, veramente belle, broccato di caltagirone e questo è tutto. Sì, bellissima la casa, eh? Ma il bagno dov'è? Il bagno. Ma la Google Maps mi dice che era nell'altra calle. Sì, ma Google Maps non capisce una sporata. Dai, fiori, le feve. Ma Lorenz E Lorenz sei in Spagna da 6 mesi. Abita davanti, dai, andiamo. Dovevi essere qua, qua c'era il civico. 3411, 3412. Cazzo, 2 numeri, una reggia a sto posto. Ah, forse era di là. Zanotti per la casa? Sì? Bene, cominciamo. Tra 10 minuti un'altra visita. Entrate di qua. Fate il corridoio. La prima camera a destra, la seconda a sinistra. In fondo al salotto, l'angolo cottura. Scusa, e le spese? Praticamente nulla. Che mai che siamo ciappai. Dovrissimo dire sì al barbone, mi sa. Ma guarda che secondo me non era così male. Alla fine un trilocale, 0 spese. Muovite, fra. Beh, come potete vedere l'illuminazione è eccellente e dopotutto i mobili sono come nuovi, no? Beh, effettivamente su questo niente da ridire. E poi devo dirvi anche un segreto. Mio figlio è davvero affezionato a questa casa. Non avrebbe mai voluto affittarla, ma secondo me era uno spreco lasciare una casa così bella sfitta. Che sbolo. Attenti allo stipite. È una casa vecchiotta, ma è come nuova. E dopotutto una volta non c'erano mica gli uomini così alti. Allora ragazzi, che ne pensate? È un sì? Guardi, facciamo così. Ci dobbiamo un attimo pensare. E lei ci richiama tra qualche giorno. Ah, vi chiamo io? Ah, va bene, allora vi chiamo. Ciao. Arrivederci. Ragazzi, ma io non ho il vostro numero. Ragazzi! Vabbè. Vi aggiungo ai Facebook. Oh, Goldon, qua non arriva nessuno. Ma ti ho detto di sì, ho spiato la mail di mia zia, alle 12 aspetta 3 tedeschi. Eccoli, eccoli. Nein! Good morning! May I help you? Good morning. Please, we are looking for this address, Castello 3123. Sure, this is the right direction. Follow me. You know Goethe. Comunque, ma la quel tedesco là era uguale a Massimo. Ma che cazzo ti dici, dai? Raga, ma qualcuno sa il tedesco? Ma cosa vuoi che mia zia sappia il tedesco, dai? Hallo und willkommen. Wie war eure Reisen? War das einfach, das Haus zu finden? Hattet ihr Schwierigkeiten? Ma che sporo, che sfiga. Scusa zia, ci vediamo domenica. Entonces, aquí están los tres. ¿Y cómo lo vas a hacer con la loca? ¿Quién? Tu compañera de piso, Costanza. la que hizo un tremendo escándalo cuando yo fui, 30 minutos de monólogo, que no quería que yo me quedara a dormir una puta noche en tu habitación. O sea, ahora, ¿cómo lo vas a hacer con 3 personas por 2 semanas? Costanza no está aquí, está a ver su familia en Vicenza, así que no sabe que ellos están aquí en mi casa.
Come ti ha detto che si chiama sti robi? Churros. Guarda che dire che ti piace, è sempre meglio di quei croissant congelati che ci sono in tutti i bar di Venezia. Buonissimo. No, infatti guarda, molto buoni. Dopo mi devi dare la ricetta, eh? Come no? Ma dai, ciccione de merda, ma come cazzo ti mangi? Sai, La mia amica Enrica mi ha mandato delle foto. Vi ho trovato casa, ragazzi. È bellissima. che figata! Bellissimo. E dove sei sto posto? Aspetta che mi ha scritto... Viale Garibaldi. Via Garibaldi, se venia. Qui c'è scritto Viale Garibaldi 3. Numero 3? Oh no. Che c'è? È a Mestre.